Turni di 24 ore tutti i giorni, da 3 mesi. Con questo sforzo enorme portato avanti da tecnici, OSS, infermieri, amministrativi, dirigenti medici e biologi del reparto di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, il laboratorio, punto di riferimento regionale per i tamponi, riesce ad analizzare 4.000 campioni ogni giorno. L'anno scorso facevamo 20.000 esami al mese, noi adesso ne facciamo 120.000 praticamente con lo stesso personale. A 2 mesi dall'ordine, la prossima settimana arriveranno i 2 estrattori che dopo 10 anni di lavoro si sono rotti. Il traguardo da raggiungere è quello di 8.000 tamponi al giorno. Più tamponi, infatti, significano meno persone infette in giro, l'unico mezzo per contrastare l'epidemia in modo efficace. In questo momento, grazie anche all'utilizzazione della nuova strumentazione, abbiamo dosi per quasi 2,5 milioni di tamponi, quindi non è i reagenti che ci preoccupano in questo momento, ma abbiamo avuto, come abbiamo detto, problemi con le macchine che sono in arrivo. Un grande impegno che però risulta vano senza la collaborazione di ciascuno. Il professor Grisanti ha parlato di Mission Impossible. Io credo che impossible dal 25 febbraio ne abbiamo fatte tante cose. Ne abbiamo fatte tante, non solo nel laboratorio di microbiologia, le continuiamo a fare. Io credo che accanto all'impossible dell'ospedale ci sia anche il possible di chi nel comportamento quotidiano deve rispettare le regole.